Un 2015 è l'anno importante per il Consiglio regionale. È un anno che ci ha portato e ci porta alla metà della legislatura. È un anno nel quale quindi una serie di iniziative legislative sono venute a concretizzarsi, una su tutte credo quella relativa al reddito di cittadinanza, un'opportunità di aiuto concreto con un sostegno diretto a risolvere appunto le condizioni critiche. Ma voglio ricordare le misure a sostegno dell'economia. Le norme finanziarie hanno attribuito risorse importanti ai fondi a sostegno dell'economia, delle imprese, non solo, dell'artigianato, dell'agricoltura, e come non dimenticare invece le iniziative fatte a favore anche delle attività sportive, delle attività culturali, con le leggi di riforma che consentono un rapporto e una relazione con queste importanti espressioni della vita delle nostre comunità. All'interno però non possiamo estraniarci di quello che è un contesto nazionale che ci obbliga ad alcuni adempimenti e anche ad alcune iniziative di solidarietà e di contributo a quelle che sono ovviamente le misure che vengono adottate a livello dello Stato, ma d'altro canto ci coinvolgono con le altre regioni anche a sviluppare e direi a confrontarci su nuove opportunità. Ho avuto il riconoscimento e la fiducia nell'essere nominato coordinatore del sistema dei consigli regionali del nostro Paese. E in questo senso quindi ecco che il Consiglio è impegnato assieme ai consigli regionali italiani in questo nuovo sviluppo, perché oggi non è importante fare leggi, è importante semplificare, rispondere alle esigenze delle imprese, dei cittadini, saper dare una vicinanza delle istituzioni alla comunità e ai bisogni. E poi il ruolo della nostra regione verso l'Europa. Io stesso ho l'opportunità di far parte di un'istituzione europea, il Comitato delle Regioni, che appunto rappresenta a Bruxelles il sistema delle autonomie locali. Come Consiglio regionale siamo stati impegnati e siamo impegnati nell'accrescere le competenze proprie del Consiglio, nel capire, nell'esaminare e anche nel intervenire su quelli che sono i provvedimenti dell'Unione Europea. E nei rapporti con l'Europa, ma anche con lo Stato, non possiamo ovviamente non parlare del tema degli immigrati. In questo senso il Consiglio regionale ha saputo legiferare in termini di immigrazione con una legge che fissa alcuni principi e una costante attenzione a quello che deve essere un atteggiamento non passivo, non solo subendo quello che è un fenomeno, ma bensì essendo attivi sia nell'organizzazione sul territorio, dell'accoglienza e anche poi della integrazione laddove è possibile, sia soprattutto facendo valere quelle che sono le regole della compartecipazione e della solidarietà complessiva del Paese e dell'Europa rispetto a questi temi che da soli non possono essere affrontati. In questo contesto che fine fanno le autonomie speciali? Vengono conservate, questo è un dato sicuramente importante, devono sapersi evolvere, devono saper trovare nuovi spazi, nuove dimensioni, nuove ragioni di esistenza. Non vogliamo toglierci dalla dimensione delle regioni italiane, dentro le quali siamo, perché il regionalismo è sicuramente un dato importante. L'autonomia speciale è di fatto un regionalismo avanzato che noi vogliamo confermare, gestire e che oggi la Costituzione rinnovata ci darà come opportunità. Dovremo pensare a una revisione del nostro statuto, cioè della carta fondante, ma questo dovrà essere fatto d'intesa con lo Stato e ora ci accingiamo al 2016. Significherà ricordare i 40 anni del terremoto del 1976, il 6 maggio si terrà una seduta solenne del Consiglio regionale, ci saranno una serie di manifestazioni che non vogliono essere però retorica o ricordo semplice di un passato, vogliono essere la commemorazione vera di quello che è stato un momento esaltante, seppur drammatico, della nostra regione. Drammatico perché ovviamente la distruzione, i morti, i lutti, le difficoltà sono state enormi, ma dall'altro lato si è dimostrata la capacità di governo, la capacità di un Consiglio regionale di legiferare bene, di legiferare per le prospettive di crescita e di sviluppo di questa regione, gettando le basi perché questa regione uscisse da una situazione
di miseria, se vogliamo, di emigrazioni, di difficoltà, e con lo slogan prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, rilanciasse una propria dimensione e la proiettasse nel futuro di sviluppo e di crescita che oggi viviamo.